Buonasera e buon lunedì, bentrovati a Corner. Ci ritroviamo dopo una sconfitta che ha lasciato tanto amaro in bocca in casa Catania, perché probabilmente per come era andato il primo tempo si immaginavano cose diverse. Ne parleremo stasera, ma non parleremo solo della partita di ieri con l'Avellino, ci proietteremo alla prossima sfida, quella di sabato con la Cavese. Proveremo a capire quali sono le prospettive di questa squadra in chiave playoff, qual è realisticamente il piazzamento a cui il gruppo di Toscano può comunque, diciamo, aspirare e puntare. Lo faremo con Angelo Micale, che è stasera in studio. Buonasera. Con Alessandro Bagliasindi. Buonasera. Fra poco lo faremo anche con Carlo Breve. E la notizia qual è questa sera? Patanè dov'è? Non è in studio, Ecco. non è, però fra Voi poco lo pensavate di colleghiamo. farla franca, Vi ma non è stupiremo così. con Fra effetti poco lo speciali. collegheremo, nessun problema. Vado dall'altra parte dello studio dove c'è la nostra Giulia. Buonasera a tutti, vi ricordo che io aspetto come ogni lunedì i vostri messaggi al numero 342 771 2855. Grazie Giulia. Adesso andiamo invece dai cugini, perché chiaramente come sempre dobbiamo salutare. Sì, ciao, qua stanno arrivando giornali su giornali, siamo a 6, quindi credo ne leggeremo 3. Bene, mi piace questa presa di posizione, mi piace. 8 per 9. Allora, per cominciare, come facciamo sempre, vediamo la copertina e poi ci ritroveremo in studio per cominciare a commentare. Nel frattempo con noi c'è anche Carlo Breve, lo vedrete fra pochissimo. Restate a Corner. È la partita delle speranze, la partita dei sogni, la partita dei rimpianti. Quanti per il Catania, forse anche un pizzico di rimorso per i giocatori della formazione rossazzurra, però è Catania Avellino, significa una partita da vincere. De Rose all'interno dell'area di rigore, la scivolata, la girata di punta. Il gol di Lunetta! Incredibile! Che gol! Che gol! Che gol, Carlo! Il Catania lo ha voluto, Angelo, un'azione martellante con De Rose che è andato a fare con grande personalità, è andato a cantonare la palla, l'ha messa in mezzo, la palla si è incocciata tra Lunetta e il difensore avversario, doppio tiro, gran gol di Lunetta. Sì. Patierno. C'è il gol dell'Avellino, lo segna Patierno, una defiance della formazione rossazzurra con un tiro che da 24 metri Patierno riesce a sganciare con il portiere Dini fuori dai pali, il pallone che gli si insacca all'incrocio e Patierno è andato a festeggiare proprio sotto la bandierina del calcio d'angolo a ridosso della curva sud. Lunetta che riesce a sfuggire all'interno della rigore, la mette dentro e non ci arriva poi De Paoli. Jimenez ancora all'indietro, la possibilità per la formazione, lo Stanzone Raivo Di che sinistro. battuto, pallone che rimbalza proprio davanti agli Annarilli. Sì, c'è il gol di Patierno che arriva dopo una grave defiance della linea difensiva della Catania, pallone che approda all'area di rigore dopo un'azione che ha visto l'Avellino costruirla quasi dal cerchio di centrocampo, spostandosi poi sulla corsia di destra dove non abbiamo fatto un buon filtro. Finisce la partita,
Amici telespettatori, nel giorno in cui il Catania si congeda dalla regular season di questo campionato, l'Avellino mette la freccia sull'audace Cerignola, vince la sua nona partita consecutiva, la formazione allenata da Raffaele Biancolino, e Catania-Avellino finisce come tutti quanti noi, Carlo, non speravamo. E allora il montaggio è di Ottavio Olongo. Avevo detto che avremmo rivisto e avremmo salutato con piacere Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera Grazie a tutti. Carlo per essere con noi questa sera. La discussione la cominciamo subito dalle considerazioni finali di Patanè. Nessuno di noi avrebbe mai voluto immaginare e immaginava questo risultato, nonostante il Catania chiaramente in difficoltà rispetto alla capolista, nel senso, voglio dire che alla vigilia magari tutti un pareggio lo sottoscrivevamo tutti quanti, no? Però poi per come si era messa la partita addirittura si sperava in qualcosa di più, ma è arrivato qualcosa di meno. Tu hai visto la partita in campo, Michele l'ha osservato dall'esterno, dal letto? Sì, sì, dal letto. Tu. Cominciamo da Carlo e poi andiamo da Angelo Michele. Diciamo che il Catania non ha meritato questa sconfitta. Il Catania ha fatto una grossa prestazione contro una squadra di categoria esperta, con una grande difesa e con un attaccante formidabile, a parti inverse. Non per De Pavoli, non me ne voglia, il ragazzo, ma il Catania manca di una punta di realizzatrice, ecco. Quindi a parti inverse sicuramente il risultato sarebbe stato diverso. Il Catania ha fatto una prestazione importante, mettendo in grande difficoltà l'Avellino per 75 minuti. I 15 minuti finali, i 3 cambi non hanno portato a nulla, perché l'Avellino ha addormentato, ha anestesizzato la partita, non ha più concesso nulla al Catania, ma il Catania per 75 minuti ha fatto una grande prestazione, ha subito solo le 2 reti dove ha delle responsabilità grosse e magari poi le andremo ad analizzare, ma non si può rimproverare nulla per la prestazione ai ragazzi. Questa è la mia analisi. Angelo, da te. Io invece ho avuto l'impressione, a prescindere dalle cose che ha detto Carlo, che sono sicuramente assolutamente corrette, che la partita sia cambiata completamente nel momento in cui è entrato nell'Avellino Russo. Quando è uscito purtroppo D'Ausilio, dico purtroppo perché era un giocatore che non stava creando dei grossi problemi al Catania, lì è cambiata un po' la geometria della partita, è cambiata ed è venuta fuori la solidità di una squadra come l'Avellino, che ha certamente degli elementi molto importanti. Se a questi aggiungiamo una delle bestie nere del Catania, che è Patierno, poco fa con Alessandro ricordavamo altre bestie nere, una di queste fra non molto lo rincontriamo, che è Caturano, ma anche nel passato il Catania ha avuto una serie di giocatori che quando vedevano quella maglia rossa-azzurra evidentemente traevano un'ispirazione particolare. Uno di questi è l'attuale allenatore del Bologna italiano, che su calcio di punizione ce ne ha fatte vedere più di una, molto più di una. Comunque evidentemente doveva andare così. Dispiace perché questa sconfitta ha un sapore molto amaro. E se voi fate caso all'intervista di Di Tacchio avete la sensazione assoluta di che danno farà questa partita al Catania. Di Tacchio era assolutamente morto, c'era un uomo bastonato, e questo sarà il compito, sarà proprio di quell'uomo che avete visto poco fa inquadrato, quello di Toscano, di riuscire a raddrizzare una situazione che non è per niente semplice, perché il Catania veniva da una serie di risultati di un certo tipo e stava acquisendo soprattutto una grande sicurezza nei propri mezzi, sicurezza che ha drammaticamente perso negli ultimi minuti di questa partita, anzi diciamo in buona parte di tutta questa partita, perché in realtà bisogna dire la verità, l'Avellino è una squadra certamente superiore al Catania nei ruoli, cioè nella completezza della squadra è certamente superiore, però il Catania aveva i mezzi per poter fare del male a questa squadra. Chiaramente, giustamente, non avendo magari una punta gollifera di un certo tipo, o avendo comunque Inglese che ancora deve recuperare un po' il suo tono anche muscolare, è chiaro che è venuto tutto molto più complicato. Alessandro, vorrei sentire anche il tuo parere. Ma parto dalla considerazione che la vittoria del Cerignola a Cava dei Tirreni
nel pomeriggio prima dell'inizio di Catania-Avellino abbia ancora di più prodotto un effetto positivo come tensione all'Avellino, che magari arrivato a un certo punto della partita con un altro punteggio a Cava dei Tirreni magari avrebbe potuto anche, tra virgolette, gestire la partita e accontentarsi del pareggio. Invece la vittoria del Cerignola secondo me a un certo punto ha indotto Biancolino, proprio nel momento in cui effettua quel cambio di cui parlava Angelo Micale, da Ausilio per Russo. Poteva mettere anche un centrocampista con caratteristiche diverse, anche se D'Ausilio è un trequartista, ma Russo ha una propensione offensiva più marcata, quindi ha voluto dare più verticalizzazione e voler forzare la partita. Ha limitato gli esterni nostri. Assolutamente sì. E l'altra considerazione che faccio è che nel momento di difficoltà, quindi dopo il vantaggio di Patierno, che è stato improvviso perché non c'erano le avvisaglie di questo vantaggio, al Catania è mancata qualità nel palleggio, quello che serviva per cercare di aprire dei varchi. Invece è andata avanti con questi fraseggi troppo macchinosi, un po' lenti, che hanno fatto il gioco dell'Avellino, perché poi l'Avellino ha Mestieranti, Armellino, Palmiero e via dicendo, giocatori che effettivamente quando è il momento spezzano il gioco, prendono i falli e dettano veramente i tempi della partita a loro piacimento. In questo senso c'è la mancanza di qualità adeguata nel palleggio del Catania. Una notazione la voglio fare su Jimenez, perché è da alcune partite che non sta incidendo come dovrebbe e come potrebbe, ed è una circostanza che si sposa anche in chiave statistica, perché Jimenez quest'anno non ha mai realizzato al massimino, quando un giocatore della sua qualità a un certo punto dovrebbe essere colui che prende le iniziative, arriva fino alla conclusione e realizza. Tutti i gol che ha realizzato Jimenez quest'anno, tutti in trasferta. Allora, vorrei andare a sentire anche i tifosi da casa, perché già c'è un cospicuo numero di messaggi che state già, fra le altre cose, vedendo girare in sovraimpressione. Andiamo da Giulia. Iniziamo con Catanista 46 che scrive: buonasera, un applauso ai tifosi del Massimino, alla squadra per l'impegno, ma vorrei fare una domanda. Ecco, le domande non mancano mai a Corner. Perché il Catania non verticalizza mai? Si chiede. Lo abbiamo appena detto, cioè il giocatore preposto a questo tipo di giocata sarebbe Jimenez. Se Jimenez non gira al 100%, non ci sono altri giocatori con quelle caratteristiche che sanno verticalizzare bene. Poi, buonasera a tutti, credo che i festeggiamenti eccessivi dell'Avellino sono stati stucchevoli, alimentando la rivalità della società stessa, scrivono. Ma anche l'esultanza di Patierno sul primo gol è stata più che stucchevole, se dobbiamo definirla. Claudio invece scrive: i 2 gol si potevano evitare se Dini fosse rimasto sulla linea di porta, era troppo avanti. Abbiamo tenuto testa alla capolista e non è cosa da poco, questo Catania ci farà divertire ai playoff. Buonasera dottori, non sono un estimatore di Toscano, ma ieri il Catania ha fatto vedere tanto. Se avesse giocato così con Latina, Messina e Alter avrebbe molti più punti, speriamo per i playoff. Avanti, proviamoci, aggiunge. Ma nel secondo gol loro, Lescano è in fuorigioco perché davanti a Dini? In realtà questa è una domanda che ho visto tantissimo nei messaggi. Lo andremo a rivedere in moviola. Sì. Per spiegare bene cosa è accaduto. E l'unico motivo per cui si è parlato di Lescano ieri, che francamente in campo non l'ho visto. Di Gennaro lo ha scherzato. Perché secondo me Patierno, però. Sì. Non funziona la coppia è una coppia male assortita, sono 2 giocatori simili, uguali, infatti. Quindi non li vedo insieme, ecco. Sono 2 realizzatori, si pestano i piedi. Sì. Altro messaggio. Poi c'è chi si chiede perché non far giocare il Cerignola e l'Avellino allo stesso orario. No, chissà. Non spetta a noi rispondere. Esatto. Non è una cosa qui che non ci appartiene. Buonasera Corner, il Catania non meritava la sconfitta, ma io ci credo, possiamo farcela vista la prestazione di ieri. Sebastiano da Belpasso, forza Catania. Allora. Un ultimo messaggio, ormai che l'ho messo. I cambi ieri sera dovevano essere effettuati prima, secondo il nostro telespettatore. È stato detto, sottolineato anche sì. durante la diretta, durante diretta stadio. Non sono stati produttivi, su questo siamo tutti d'accordo. Allora, facciamo una breve sosta.
Poi vorrei ripartire dai cugini che in questo momento mi sfuggono, non li vedo. Ah, ecco, sì, in basso lì ce li ho nella saletta VIP. Fra poco, ragazzi, veniamo da voi. Siamo pronti. Restate lì appena un titolo diciamo di rassegna stampa e poi cominceremo anche l'analisi della partita con i filmati. Direi che cominciamo a vedere anche la moviola. A fra pochissimo, restate con noi. Allora, abbiamo detto che avremmo cominciato a parlare della partita, ma prima vado dai cugini perché eravamo in debito di un titolo, di un giornale, di un quotidiano. Uno solo. Vero. Allora, l'unico chiacchiere dello sport che titola Ciccio. Il Catania soffre tanto Patierno quando paterna. Vero. Gli irpini si impongono con 2 tiri in porta, di cui uno in fuorigioco. È una partita continuamente spezzettata con la complicità della direzione di gara a senso unico. Evidentemente il Catania non lega laddove conta. Ma non lega per niente. Come il 2 di picche quando Briscola ammazza. Esatto. Toscano analizza la gara coi campani. La differenza tra Catania e Avellino è l'esperienza ed il cinismo. Il pubblico è stato spettacolare. Purtroppo, nonostante sia stato il 12° uomo in campo, non è servito a ristabilire la parità numerica. Peccato. E allora partiamo da 4 Sì, avanti. no, Partiamo da 4 avanti. Quindi È il primo. È andato. Benissimo, grazie ragazzi, torneremo da voi fra non molto durante la nostra trasmissione. Alessandro, cominciamo con vedere qualche episodio. Intanto i 2 gol, così i primi 2 gol. Sì. Iniziamo con la moviola numero 1. Adesso arriva, eccola qui. La stiamo vedendo. C'è questa iniziativa di De Rose, poi una contesa tra Jimenez e un difensore e poi Lunetta per 2 volte calcia a rete, nella seconda batte Iannarilli. Qui determinante proprio il lavoro di Lunetta da vero centravanti, perché prima contende in gioco aereo il pallone al difensore, poi approfitta di questa carambola ed è sveltissimo a trovare la soluzione per sbloccare la partita. Carlo. È un gol voluto con cattiveria, perché anche Jimenez entra con grande intensità, decisione su questa mezza palla e riesce a farla sua, a farla carambolare a Lunetta, che è strepitoso nella doppia conclusione, e la mette dentro. Ci sono stati 5-6 minuti dove il Catania tambureggiante. Sì, tambureggiante nelle ripartenze, perché il piano tattico era chiaro. Catania che concedeva all'inizio il palleggio all'Avellino per poi ripartire con cattiveria, distendendosi con tanti bene uomini, a sinistra soprattutto, e anche a destra, perché sì, Raimo sì, ha fatto però benissimo anche fase a sinistra, i 3 della catena di sinistra, bene. Concelli, Anastasio e Lunetta, hanno messo in grande difficoltà l'Avellino, che accentrava molto Cancellotti, perché se vedevi nella fase di costruzione Cancellotti diventava un centrocampista, lasciando Rigione 1 contro 1 con Lunetta, che gli lasciava 2-3 metri sempre. Quindi è andato in tilt l'Avellino nei primi minuti. Purtroppo, ed è la moviola numero 2, questo vantaggio dura un amen, perché 4 minuti dopo questa intuizione di Sounas, che si inserisce a fari spenti, poi consente a Patierno, insomma, con una conclusione che secondo me riprovata altre 10 volte, finisce in curva sud, però qui gli è andata di lusso, e quindi questo è stato un colpo basso al morale del Catania, perché ha spento quella perché è energia arrivato positiva. subito. Sì, Due troppo considerazioni, presto. Alessandro. E Patierno la voleva mettere lì, che Patierno sa dove la deve mettere. 2, Di Tacchio non interviene perché deve leggere meglio quella situazione, così come l'aveva letta nel secondo gol Gherardi, che è andato a disturbare Patierno, che ha trovato la giusta angolazione, il giusto movimento della caviglia per metterla di nuovo angolatissima e fregare Dini. Ma in questa situazione, se Di Tacchio è più convinto e legge prima questa situazione, che la deve leggere prima, e va ad ostacolare di più Patierno, evita che va a calciare con tranquillità. Lo stiamo fermando, Sì, qui al però momento con Di Tacchio. Anche l'inserimento di Sounas doveva essere assorbito meglio dai 2 giocatori del Catania che sono già in area su quella zona. E non solo. Sì, ma lì è una zona meno pericolosa. Però, invece lì si vede che sta andando a calciare Patierno. Di Tacchio deve leggere Ma sono 2 meglio quella giocatori del situazione. Catania. Di Tacchio, Angelo. Sì,
Di Tacchio lo insegue davanti Su a Di Sonas Tacchio. non Non ce ci n'è può due. andare l'unico che ci può andare è Di Tacchioli in quella situazione. possiamo perché rivedere. ce l'ha accanto, non entra Di Tacchio, non la legge un attimo dopo. No, è in ritardo Di Tacchio. Di Sì, Tacchio sì, è in la legge ritardo un attimo rispetto- dopo. rispetto- Piuttosto un attimo proprio da questa immagine, se la facciamo scorrere, dobbiamo capire se Dini ha o meno responsabilità. Secondo me no. È un po' troppo avanti però. Su questo non penso. No, su questo però è un po' anch'io troppo avanti. sono d'accordo con te. Scusate, però Su voglio questo dire, no. lui è sulla linea dei 3 metri dell'area piccola. Ho capito Angelo, però anche se però, fosse stato leggermente più se fosse indietro, stato la più traiettoria era Comunque parliamoci chiaramente. imparabile. Il problema è un altro. Qua c'è la conclusione di Paterno che è letteralmente imparabile. È letale, Cioè, però. non c'è- Però non c'è- guardate dove è in questo momento Dini. Ok, Dini non dovrebbe- ammettiamo che non fosse dovrebbe- se 2-3 metri indietro, come la va a prendere? La prende. Ci vuole la La scala. palla la prende. Se è 2-3 metri indietro la palla la prende. Scusatemi, ma devo dire che 2-3 metri indietro sulla linea di porta la palla la prende. A me il tiro di Paterno mi sembra letteralmente imparabile. Per la Fra l'altro- posizione di Dini, Fra sì. l'altro è una Io qui assolvo realizzazione Dini. difficilissima. Non sul secondo, ma qui lo assolvo. io anche sul secondo. Devo dirvi sinceramente che se lui fosse stato sulla linea di porta Può fare qualcosina in più, dai, stiamo Avrebbe parlando. potuto prendere il Secondo me pallone può fare senza- qualcosa in più di Tacchio. senza- Ma non se perché l'aspetta la deve nessuno. leggere, va troppo molle, non è cattivo per cercare di guarda, ostacolare questo è il momento in cui tiro. guardate dov'è Dini. Ma guarda anche quanto più alta è la palla rispetto a Dini. Sì, ma se tu sei Mettilo più indietro e la palla ti arriva non Sì, dico ma ti la arriva addosso, traiettoria- ma quasi. Ma è una traiettoria arcuata che va a Capisco morire tutto, ma sulla all'incrocio. linea di porta quel gol non si prende. Poi possiamo discutere di tutto. Qua forse questa è l'immagine più... Ma guardate, è troppo avanti. più Cosa fedele. fa Dini là? Cosa sta facendo Ora Dini sta là? tornando indietro. Capite? Cioè, Qua no, torna indietro. Qua è era, messo- era mal posizionato. Poteva essere 1 metro, 2 metri più indietro, ma non credo. Vabbè, comunque, insomma. Per me non l'avrebbe sì, presa a sì, prescindere. anch'io. Comunque, secondo Non la me poteva prendere, questa non ne l'avrebbe presa a prescindere. Adesso cosa facciamo vedere? L'intervento Andiamo su in area. sì, un intervento su Jimenez sul lato destro dell'area di rigore dell'Avellino. Questo è il terzo episodio da Moviola che adesso mostreremo. È stata una situazione in qualche modo silente, però vogliamo vedere bene cosa è accaduto in questo contatto che Anche c'è se si vede poco, tra Alessandro, il devo essere difensore sincero. dell'Avellino, che sarebbe Cagnano, e Jimenez, che è già dentro l'area di rigore. Però guarda, l'intervento sembra pulito sul pallone, poi dalle immagini che abbiamo non si evince benissimo, però la palla se ne va dritta, sembra non toccare il giocatore del Catania che neanche protesta. Probabilmente è così. Questa è l'impressione. Sì, invece quello che è il andiamo prossimo avversario, su due sul episodi. prossimo episodio, là ci Vediamo sono il tanti 4, l'episodio 4, eccolo qua. È un episodio che in qualche modo ha inciso sulla partita, perché fa infortunare Lunetta, che poi insomma perde un po' di sprint da quel momento in poi. Andiamo a vedere Lunetta a terra e Ma la cosa Iannarilli, divertente è la decisione che dell'arbitro. ha dato però. fallo in attacco, fantastico. Qui praticamente Lunetta è a terra, Iannarilli probabilmente in modo involontario, perché sta andando a cercare il pallone nella presa aerea, però praticamente scalcia in testa Lunetta. È la telecamera questa procurandogli- che mostra Sì, bene tutto, guardate. guardate. Cioè, io penso che Iannarilli va solo a cercare il pallone, però chiaramente nel suo tragitto travolge la testa di Lunetta. Io vorrei capire quanto è scarso quest'arbitro, perché mi volete spiegare come può essere mai un calcio di punizione a favore dell'Avellino questo? Sì, Cioè, sì. che cosa avrebbero combinato i giocatori del Catania Ma in fosse questa- solo questo l'errore che ha No, ma fatto? dico, ma Vabbè. questo però è uno dei tanti che possiamo Macroscopico. nel vero senso documentare, comunque, perché questo qua è incredibile. Cioè, cosa ha visto? Fallo in attacco. Il famoso fallo di confusione Sì. che si diceva un tempo. Esattamente. No? Fischiamo tanto per fischiare, nel senso che decidiamo per la difesa, ma non vuol dire niente, questa è un'assurdità questa qua. Non è si può un'assurdità. fischiare fallo in attacco perché È non un'assurdità. esiste questo fallo in Boh, attacco. vabbè. Ma ancora peggio è l'episodio successivo, perché questo è un episodio che poteva letteralmente cambiare il volto della partita. Andiamo con questa incursione di Raimo, che viene cinturato prima con il gomito e poi toccato con il piede dal difensore dell'Avellino Enrici. Ed era fallo da È ultimo fallo uomo. da ultimo uomo. Fra Questa è l'altro. Questo è il punizione momento. dal limite e espulsione.
quindi siamo al 20° del primo tempo. È il 21esimo quasi, è 20:48. Esattamente. Attenzione alla posizione dell'arbitro, Sì, sì, perché sì, non mi venite è a dire che perfetta. era coperto, che non Assolutamente. vedeva. Dice che non c'è nulla. Guarda, C'è gomito e piede. Gomito guarda, lo e piede. rivediamo, Riguardate. eccolo qui. Perché Raimo qua in vantaggio ha già superato Enrici, che chiaramente si aiuta alla bella e meglio per chiudere come può su Raimo, ma prima con il gomito e con il piede lo butta a terra. Questa è espulsione, termine regolamento e fallo all'ultimo uomo, non ci sono dubbi. Questo è un altro episodio di cui insomma abbiamo rilevato qualche diciamo mancanza dell'arbitro, fra virgolette, ma anche là c'era l'assistente. Ma anche la terna, voglio anche dire. l'assistente. Però ti voglio dire una cosa, quando l'arbitro capitano questo tipo di arbitraggi, guardate che la colpa è sempre della società, è sempre della mancanza del peso a certi livelli che provoca arbitraggi di questo genere, perché guardate quest'arbitro si trovava in una condizione particolare, sempre con 19.000 persone, cioè non è che era, però evidentemente il peso specifico del Catania a certi livelli diciamo che è poco. E l'Avellino nelle ultime settimane ha avuto una marea di aiuti arbitrali, quindi quel peso che oggi non ha il Catania lo ha trovato improvvisamente l'Avellino. Però in ogni caso secondo me la partita l'Avellino poi alla fine l'ha vinta come doveva vincerla. L'ho capito, però dico bastava un'espulsione al 20° e ti cambia la poteva storia. cambiare realmente tutto da questo E punto ancora di vista. dobbiamo andare a vedere l'altro episodio. Dobbiamo vedere alcune cose. Allora, appunto. facciamo così, Alessandro, se tu sei d'accordo, per ci evitare di fermiamo. allungarci troppo. Vado da Giulia per qualche messaggio. Facciamo poi un passaggio dei cugini per un altro quotidiano e dopo completiamo la moviola. Nel frattempo cerchiamo di recuperare Angelo Patanè. Facciamo così. Speriamo. Andiamo da Giulia. E scrivono: buona serata in studio, l'arbitro scadente come al solito, se c'è rigore va dato, il Catania ha perso tanti punti per colpa dell'arbitraggio, sono punti che mancano, l'Avellino hanno dato rigore inesistente, comunque sempre forza Catania aggiungono. Ormai è un classico per il Catania, nelle partite più importanti con le quali potrebbe dare una svolta decisiva alla classifica, la squadra non riesce mai a ottenere un risultato positivo. Peccato, occasione persa, pubblico presente per qualche errorino, ma l'arbitro è di categoria, si chiedono, ma l'importante è comunque fare playoff, poi chissà. Prego. Questo arbitro, per essere completi, è un secondo anno di Serie C con un totale di 28 direzioni di gara in Serie C, quindi un arbitro inesperto che non può assolutamente essere designato per una partita con questo coefficiente di difficoltà e di importanza. Alessandro, quindi la designazione è completamente cervellotica. Alessandro, però ricordati che noi abbiamo visto arbitri tipo un signor Sozza che secondo me non potrebbe arbitrare neanche la partita fra il condominio e l'altro condominio di fronte, però in questo momento arbitra in Serie A, quindi aspettiamoci di tutto nella vita. Questo signor Allegretta, come si chiama? Allegretta di Molfetta. Perfetto. L'ultimo Vediamo dove arriva. Vi lascio con questa considerazione. Sì. Non pensate che per il Catania sia un bene che l'Avellino sia promosso in Serie B? Vista la situazione credo che avremmo più opportunità. Ah, questo sicuramente. Allora, questa è buona considerazione, noi facciamo la considerazione, ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi torniamo dai cugini e poi chiudiamo con la moviola perché ancora ci sono un paio di episodi tra cui uno che ha fatto fanno discutere molto. tantissimo. A dopo, restate con noi. Ci risiamo, siamo di nuovo insieme a Corner, andiamo dai cugini, un'altra pagina per la rassegna e poi vediamo gli episodi di cui parlavamo prima. Facciamo il resto del librino. Subito il resto del librino, Ciccio, che intitola Ulupu di mala coscienza come fischia pensa. È vero che a fine partita l'arbitro non passava manco dal tunnel, Chissà come mai, no, il tunnel basso, ma è un tunnel carpale. Ma questo non deve essere un alibi, la prestazione c'è, ma non si vince in casa da gennaio. Che a fare? Ma è vero che a fare? In edicola, vorreste del librino? Ti regalo una calcolatrice elettronica che si adduma solo dentro gli edifici. Un utile strumento per poter
contare come si deve all'interno del palazzo. Quando uno conta. Il palazzo è tra l'altro abitato il signor Sozza, come c'è detto Michele. Chiudiamo con la chiosa del direttore d'intero. Come può tagliare un arbitraggio del genere? Ok, e con il resto del librino Abbiamo ci finito anche siamo qui, boss. Ci vediamo fra pochissimo, ragazzi. Allora riprendiamo di nuovo l'esame della moviola e fra poco vi assicuro vedremo e sentiremo anche Patanè. Ripartiamo dal tiro di De Paoli? Sì. Ok. Un'altra perla del signor Allegretta, in occasione di questa azione d'attacco condotta da Lunetta, mette in mezzo De Paoli, tira in porta, deviazione del difensore evidentissima, ma non per Allegretta che dà rimessa al fondo. Ma vedi com'è bravo lì il difensore a mettersi col corpo davanti a De Paoli, mentre De Paoli, se avesse attaccato prima la porta e prende posizione sul difensore, poteva far gol. Il ragazzo che secondo me ha fatto una buona gara, perché tutto quello che sa fare lo fa bene, gioca per la squadra, lega il gioco, è bravo tecnicamente, è intelligente tatticamente, nei 16 metri si perde, non è mai incisivo, non riesce mai a essere decisivo, a incidere sulla gara, e questo gli manca al ragazzo. È una seconda punta, probabilmente accanto a Inglese potrebbe dare una mano in più. Da prima punta fa fatica, soprattutto nella fase di realizzazione. Comunque, andiamo sul sesto episodio, siamo già nel secondo tempo, siamo qualche istante prima del gol di Patierno. C'è questa iniziativa di Gherardi, pallone che arriva nell'area dell'Avellino, poi confusione e Lunetta che recrimina per una possibile trattenuta ai suoi danni. Dobbiamo capire bene l'entità di questo contatto, con Lunetta che è in vantaggio rispetto all'avversario e poi cade a terra. E qui Menez deve calciare meglio, perché sì, la ciabatta un pochino, ce l'ha sul sinistro, da lui mi aspetto che va a prendere la porta da quella posizione. È una situazione molto favorevole. Sul contatto ai danni di Lunetta? Contatto che insomma non è così evidente, Alessandro. Ok. Andiamo a vedere adesso il gol di Patierno, il gol del 2-1, perché... Quindi vi invito ad una riflessione, Sì, diverse riflessioni, non solo una. Intanto guardiamo tutta l'azione e poi magari cerchiamo e poi di fare vi sezioniamo la posizione di Lescano nel momento in cui Patierno calcia a rete. Intanto Cancellotti qui salta come birilli 3 avversari, Patierno, conclusione a rete, sporca, non c'è la deviazione del difensore che va a contrasto con Patierno, ma è proprio la traiettoria che questo è il momento in cui parte il tiro. Guardate però dov'è Lescano. Nel momento in cui parte la conclusione di Dini, guardate la posizione di Lescano. Adesso però che vediamo da dietro la porta. Oscura almeno parzialmente la visuale di Dini, e quindi c'è da fare la valutazione se è un fuorigioco passivo oppure se in qualche modo contribuisce al buon esito dell'azione d'attacco dell'Avellino. Sì, vedete qui è il momento in cui parte il tiro e nell'immagine, eccolo qui, vedete, Dini qui. non è posizionato benissimo, Dini anche qui, però in questo momento è in linea. Lui non vede partire il pallone. Esatto. E perché non lo vede? Perché c'è Lescano davanti. C'è Lescano. Quindi. Ma da sonda doveva fare qualcosa Lescano durante la partita. Fuori gioco ci può stare, però mi soffermerei sul gesto di Patierno, che sa che la palla la deve andare a mettere lì. Mette la caviglia in maniera tale, colpisce in maniera tale che angola sta palla. La palla poi sbatte, dico, Dini è qua, un attimino fortunoso. Qui Dini ma non ci può arrivare, Ale. Non ci può arrivare perché lui la mette se fosse posizionato angolata. bene ci arriverebbe. Se fosse posizionato in maniera corretta ci arriverebbe. Esattamente. Dovrebbe essere più verso il centro della porta. Esattamente. E poi vedete, è per questo che non ci arriva. E poi la palla è lenta. La palla è lenta, ma lui la mette angolata, velenosissima. Nell'immagine retroporta vi vorrei fare notare, adesso la vedremo. Ma da dove parte? È troppo... Ma guarda col corpo lui come si guardate mette qui, con una postura per calciare sul lato opposto. Carlo, lui vede già il portiere. Ragazzi, Patierno ascoltami, è Carlo, attaccante di razza proprio. Sì, capisco benissimo, però non può stare Dini in quel punto lì.
Nell'Escano comunque lì e nell'Escano deve stare lì, ma là non è responsabile dell'arbitro. Possiamo capire. Vedete, guardate, il problema è che Dini è quasi sulla palla, poi alla fine arriva quasi a Se la prendere. vede sbucare. Poi se la vede sbucare e non la prende per poco. C'è anche un rimbalzo del pallone Sì, in un sì, punto sì, in cui da sempre cronicamente il Massimino ha avuto problemi in quella zona del campo e che quel rimbalzo contribuisce a rendere la parata a quel punto non impossibile. Non fa bene sicuramente. Allora, cosa può aver valutato il guardaline in questo caso? Guarda, io ho visto il fatto che l'Escano diciamo non compia un movimento, che ne so, per fare passare il pallone, per farselo sfilare vicino. Ecco, forse il guardaline ha ritenuto passivo il guardaline. Allora, io non sto dicendo, io dico una secondo cosa, me è fuori gioco. Se ricordo bene le regole, non è importante il movimento che fa l'attaccante, perché se ostacola la vista del portiere ed è in posizione di fuorigioco, fino a prova però ci sono è dei fuori criteri gioco. Che io non avrei applicato qui, secondo i quali, se c'è proprio una gestualità protesa a favorire lo sviluppo dell'azione, allora è punibile. Ma questo è punibile perché ostruisce la visuale del portiere. Ma tutto questo però perché nasce? Perché si riesce a far diventare Cancellotti il nuovo Garrincha, cioè nel senso che lui si è marcato 3 giocatori e nessuno che... Una bella randellata ecco, non bisogna dirlo, però in realtà lì devi spendere un'ammonizione se un giocatore sta entrando in quel modo fino a prova contraria. Lunetta e Di Tacchio. Mettiglielo un piedino. Lunetta, Di Tacchio e quello forse è Anastasio. Okay. Anastasio, sì. Se gli metti un piedino, questa azione finisce là. Di Tacchio se lo vede passare, insomma, deve intervenire lì Di Tacchio, dai. Sì. Però andiamo per l'ultima volta a capire il guardaline. Intanto guardate dov'è. È in linea proprio. Lo vede perfettamente, ok? E Allegretta, diciamo, anche è in una posizione con visuale libera, e qui è il momento che secondo me va valutata. Forse l'altro giocatore dell'Avellino, quello più esterno, quello fuori dall'area di rigore, a questo punto diciamo, si frappone con la visuale dell'assistente. Forse. Mi pare di aver... Insomma, non riescono a vedere questo fuorigioco, cioè noi possiamo passare qua tutta la vita, cioè altro che VAR. Cioè, qua ci vogliono... Questo per me è gol da annullare. Qua ci vuole l'oculista. Più di 2 metri, ma molto di più di 2 metri. Cioè. Questo è gol da annullare, a mio avviso. Allora, abbiamo un ultimo episodio. Sì. Su però questo è poco poi in chiaro, realtà non si vede lo bene. facciamo vedere perché l'abbiamo montato, si sono alzate le proteste nel momento in cui c'è questa conclusione inglese, ma le braccia sono aderenti al corpo. Guarda, adesso lo rivediamo un attimo. Eccolo qui, guarda, il momento in cui l'inglese si gira e mi pare il giocatore dell'Avellino mette le braccia dietro, quindi non può. Non aumenta il volume, quindi non c'è assolutamente il fallo da calcio di rigore. Così abbiamo chiuso con gli episodi da analizzare per Possiamo la partita. Vedere velocemente una grafica? Vediamo la grafica, chiediamo alla regia. La sconfitta subita ieri interrompe questa striscia di risultati utili. La possiamo vedere? Abbiamo ricostruito le più lunghe serie utili del Catania nel campionato di Serie C1. Ecco. C'è un top di 23 partite consecutive con risultato utile nella stagione 74-75. Ciceri Spagnolo. Esattamente. Poi che nella stessa stagione fece un'altra serie da 14 partite. Prima una da 23 e poi una da 14. Perso una sola partita per cui... Esattamente. E poi diciamo che scendiamo fino alla stagione 89-90, 10 partite utili consecutive. Negli anni 70 3 volte è arrivata a 9 partite utili, nel 99-2000 9 partite utili, e poi il Catania di Toscano, vedete, a quota 8, evidenziate in giallo, la serie che si è conclusa purtroppo ieri, con 8 gare utili, così come aveva fatto il Catania di Sottil nella stagione 2018-2019, e i Garibaldini, prima della esclusione dal campionato, arrivarono a fare 8 partite utili consecutive. La squadra di Francesco Baldini. Sono dei dati sicuramente significativi che Alessandro... Mi sono passato un po' di tempo. Esattamente, è andato a pescare nei suoi quadernoni, immagino, che sono un po' datati adesso. Funzionano ancora. Allora, come sempre, a quest'ora andiamo dalla nostra Giulia, che ha delle cose importanti da dirci.
Noi ci fermiamo, è il tempo di una pausa caffè, torniamo subito da voi. Restate con noi. Allora, le promesse vanno sempre mantenute e noi le manteniamo. Adesso sentiamo e vediamo Angelo Patanè. Buonasera Patanè. Forse. Perché ecco cosa abbiamo visto? Non abbiamo visto nulla. Delle barre, abbiamo visto delle barre. La controfigura La di Patanè. controfigura di Patanè. Arriverà. Eccolo. Patanè, eccoti. Ma dove sei? Che fai? Non ti sentiamo, Patanè? L'audio. Non abbiamo l'audio di Patanè. Forse è un segnale del destino? L'audio, Angelo. È il contrappasso, Angelo. No, Patanè, non ti stiamo sentendo, quindi siccome non ti sentiamo dobbiamo fare un po', perché non capisco perché con la regia... L'audio non c'è. Un attimo, con la regia ha dialogato, quindi l'hanno sentito. Fra un poco ci È il riproviamo. contrappasso, per tutte le volte forse perché che ha parlato a troppo, ha mitraglia. detto tante cose. Andiamo dai cugini, ragazzi, un paio di prime pagine, 2 prime pagine stavolta. Fare tempo a Patanè qualsiasi cosa. Questo è altro, questo è altro. Partiamo dal Fortino Today, che intitola All'Avellino l'hanno a fare a Chianari, ma nei playoff la potremo giocare. sì. Sul caso non forma magari l'attaccante, a sorpresa potesse essere un elefante. Potrebbe essere. L'editoriale del mitico direttore Lattuca. Ma un 70% del peso di Raimo è distribuito solo in Dayam. Ma se vediamo la proporzione, Sì, allora direi sì. proprio di La sì. conformazione è Minimo, quella. secondo me anche 80. Abbiamo una specialissima pagina di Piglia Focus, invece, Che è dedicato a sono vittime di ripetuti tradimenti amorosi anche gli arbitri celebri. con questa immagine. Uno studio dimostra che più un arbitro dirige partite a senso unico, più aumenta in lui la probabilità di spiacevoli sorprese nella vita privata. Già questo dovrebbe essere un La deterrente. dice lunga. La ricerca condotta su direttori di gara che hanno varcato lo stretto mostra una Guarda correlazione caso, inquietante. Ogni decisione dubbia a favore della squadra fuori casa si tradurrebbe nel tempo in una crescente instabilità affettiva. Il fenomeno si manifesta clamorosamente anche tra i non impegnati sentimentalmente. Un fatto che lega il karma alla sfera privata. Quando uno lega il karma. Sì. È questione di- Angelo, a proposito, noi sugli arbitri ovviamente ci scherziamo e tutto, facciamo farsa e li scia. Volevamo dare la nostra solidarietà invece a Diego Alfonsetti, che è l'arbitro che è stato che è stato vittima di una vergognosa Sono e aggressione. siamo pienamente d'accordo con la vostra solidarietà, sono cose che non si devono vedere assolutamente, Noi scherziamo, però. perché le decisioni degli arbitri possono anche essere non in linea con quello che in quel momento si pensa e si immagina sul terreno di gioco, però vanno sempre rispettate assolutamente, perché l'arbitro è diciamo l'elemento essenziale poi perché poi le sicuramente partite si la violenza possono non è mai svolgere in la giusta maniera soluzione, regolare. E allora la nostra solidarietà, ci auguriamo che chiaramente questi episodi non si debbano mai più verificare assolutamente. C'è un uomo nero. C'è un uomo nero, purtroppo lo vediamo, lo stiamo vedendo, l'uomo nero fra poco Perché non lo so. Che paura che adesso fa. abbiamo anche l'audio probabilmente, però chiudiamo questo discorso. È una brutta pagina e devo dire Carlo, molto spesso sui campi di questi campionati di giovani, giovanissimi, si stanno vedendo immagini di questo tipo. È un problema probabilmente culturale e di educazione. È allucinante quello che ieri si è visto in queste immagini, dove un ragazzino, l'arbitro quanti anni aveva? 15-16 anni? 17? Venga inseguito e scalciato da 20-25 persone. È obbrobbiante, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ci può stare la protesta, ci può stare la discussione, finisce lì, ci può stare poi l'espulsione dell'arbitro, ma non può mai succedere una cosa del genere. È veramente da radiazione quello che è successo. Capisco. E non credo che passerà assolutamente inosservata. Guarda, quello che è successo. Immagino anche chi si è trovato lì, che ha vissuto questi momenti, ma anche i genitori di questi ragazzi probabilmente non immaginavano mai Ho una cosa sferato, del genere. chiedo la linea. Sì? Allora gliela diamo? Andiamo da Patanè. Ciao Angelo. Buonasera Angelo, buonasera al mio direttore legale, buonasera ad Alessandro, buonasera a tutti quanti e poi buonasera a Carlo.
Angelo, ti posso chiedere, guarda, una cortesia personale e anche lo facciamo ai tecnici, se riesci a toglierti gli auricolari e parlare con il microfono che hai nel tuo device, sono sicuro che il collegamento va benissimo, andrà molto meglio rispetto a quello che stiamo sentendo. Questo è quello che immagino io e dovrebbe essere così, perché c'era un fastidioso rumore che non è così facile? Vabbè, allora, No, nel senso che... ormai sei collegato così, abbiamo capito. Allora, Angelo, guarda, c'è un telespettatore, sono dei telespettatori che scrivono auguri intanto in anticipo a Patanè. Auguri, tu sai perché. Chi vuole capire, capisco. Tu sai perché. Perché sono diventato vecchio insieme a Telecolor, insieme a tutti quanti voi, l'avrei voluto essere qui, ma oggi mi hanno preso di peso e portato altrove, e quindi però volevo partecipare a questa puntata perché è una puntata importante. Ieri, commentando quella partita che abbiamo raccontato con Carlo Breve, mi sono messo per un attimo nei panni di una telecronista di Avellino e non una telecronista di Catania. Avrei sicuramente detto che il Catania non meritava di perdere la partita di ieri, ma avrei anche raccontato come l'Avellino merita di vincere il campionato. Perché i campionati di Serie C ce lo insegnano le statistiche, ce lo insegnano i numeri, ce lo insegna ormai la decennale esperienza. Non si vincono con gli isterismi, non si vincono con l'impreparazione, non si vincono con gli atteggiamenti che demoliscono piuttosto che rinforzano. I campionati si vincono con la programmazione e soprattutto con le strutture, e questo è quello che ha fatto l'Avellino in realtà. Campionati che iniziano in un certo modo, come ha cominciato l'Avellino, poi rinforzi a gennaio, ma già in partenza una squadra strutturata con giocatori che hanno vinto un sacco di campionati. Sonas, Armellino hanno vinto 3 volte il campionato di Serie C e per 3 volte sono approdati in Serie B. Iannarilli, un altro portiere che è stato una garanzia per questa formazione. Una squadra che a gennaio si è andata a rinforzare andando a cercare, pur avendo lì davanti giocatori come Patierno, che hanno realizzato dozzine e dozzine di gol campionato dopo campionato. A gennaio sono andati a prendere Facundo Lescano, e qui sta il discrimine tra quello che purtroppo non ha fatto il Catania e quello che invece ha fatto l'Avellino. Quello che purtroppo non ha fatto per esempio il Trapani, che si è andato a indebolire notevolmente sull'onda lunga di un'isteria generale, e quello che invece il Catania sta, e ne sono convinto, imparando a fare, cioè non muoversi con gli atteggiamenti di impulso, ma iniziare a ragionare e iniziare a programmare. L'Avellino è una squadra strutturata per vincere. Se è vero che io non vi ho sentiti per intero, ma se è vero che la partita di ieri l'Avellino l'ha vinta con 2 tiri in porta, uno di questi tra l'altro anche in posizione con ogni probabilità irregolare, è vero che ha centrato il 100% delle occasioni che ha avuto. Dopodiché è stata una squadra, l'abbiamo raccontata con Carlo la partita, ma l'avrete vista tutti quanti, una squadra capace di addormentare la gara, di bloccarla, di blindarla, probabilmente complice anche una direzione arbitrale che non è stata scandalosa, ma è stato un arbitraggio che ha lasciato fare in alcuni momenti magari con una larga mano, ma è anche vero che così si vincono i campionati. Se io fossi stato il telecronista di Avellino avrei detto: ragazzi, questa è una squadra che merita la Serie B, ragazzi, questi sono dei marpioni che riescono a vincere in un casino come quello di Catania, con 20.000 persone, riesci ad andare sotto di un gol e a ritrovare il bottino pieno dopo 2 gran gol di Patierno. E allora, se non è un segno del destino, altro non posso dire. Questo campionato lo vincerà con merito l'Avellino, probabilmente solo un passo falso di Carachini
dell'Avellino può portare la formazione biancolino a perdere la Serie B, però lo fa con merito, lo dico con un pizzico di modesta invidia, però questo è un insegnamento che il Catania deve prendere, mutuando anche le parole di Toscano, che a fine partita ha detto dobbiamo crescere in questo, dobbiamo crescere nell'approccio, nell'atteggiamento. Padanè, non perché non sei in studio, ma ti devo anche quando sei in collegamento bloccare. C'è Carlo Breve aggiungo pure, vediamo se sei d'accordo, che l'80% di questo merito ce l'ha Biancolino, che ha rivitalizzato una squadra in toto, ha fatto una sola sconfitta in tutta la sua gestione, una squadra che era a pezzi, 6 sconfitte consecutive, l'ha rimessa in piedi, ha dato un'identità, un'anima e gioca anche un buon calcio, un calcio moderno, facendo anche delle situazioni interessanti, perché gioca con 2 attaccanti centrali, con 2 trequarti, con Cancellotti che in fase di costruzione diventa un centrocampista, quindi grandi meriti a un tecnico giovane che hanno pescato al settore giovanile e che ha dimostrato di essere all'altezza di allenare in una piazza così importante. Carlo, non solo sono d'accordo, ma dirò di più. Biancolino nasce dalla struttura dell'Avellino, così come ha sottolineato il tecnico che ha allenato il settore giovanile al primo anno di Serie G, chiamato, è riuscito a fare strike, ha perso una sola volta, l'Avellino ha segnato 56 gol, ma ha avuto concesso soltanto in calcio di rigore, ed è una squadra che tra l'altro non ha un'età media così bassa, in fondo siamo quasi ai 26 anni, però ha messo dentro l'esperienza, ha messo dentro il carattere, ha messo dentro la tenacia e soprattutto ha messo dentro quell'approccio di una squadra di calcio che vuole vincere il campionato, mostra sul terreno di gioco, e ieri è stato la certificazione che l'Avellino che abbiamo visto al mattinino, purtroppo, pur non meritando di vincere, perché quella partita il Catania l'aveva instradata bene, poi gli episodi ma le strutture. Il problema è che noi a gennaio abbiamo preso un bravo ragazzo che è Andrea De Paoli, loro hanno preso l'inferno, e pur avendo il capocannoniere, uno dei capicannonieri di questo campionato, Patierno, che ha realizzato 14 gol, ne hanno preso un altro, non si sa mai, magari Patierno si blocca. Invece aspettano a questo punto che Facundo Lescano si riprenda, nonostante abbia segnato anche lui miriade di gol, e intanto che lo hanno Patierno. Quando non va bene Lescano mettono in campo altri giocatori in grado comunque di avere gol, risultati, struttura e carattere. Noi purtroppo ancora questo tipo di approccio, questo tipo di sistema lo stiamo costruendo. Diamo tempo a Pellini, diamo tempo a Grella. Le elezioni dell'anno scorso io reputo gli siano servite, sono persone intelligenti e guardando Avellino Catania è un insegnamento per la dirigenza del Catania e un po' per tutti quanti noi. Grazie Padanè, ti liberiamo. Così. Grazie a voi. Grazie, intanto ancora auguri. Va bene? Allora, Angelo, l'anno scorso abbiamo fatto il compleanno, l'abbiamo festeggiato fuori casa insieme con Angelo Pandolfo, che compie gli anni insieme a me. Lui ovviamente è bello e forte, io ormai ho l'età di Micale, quasi quasi, e però intanto vi giro anche gli auguri, perché tutti e due facciamo il compleanno e tutti e due lo facciamo in trasferta. Ciao direttore Micale, ciao a tutti e buonanotte. Ciao Angelo. Allora, fra poco torniamo da Giulia, facciamo una breve sosta, poi abbiamo tante cose da dire. Proiezione playoff, dobbiamo vedere un po' il calendario. Poi parliamo delle anche squadre. parliamo anche di Torre del Grifo. Assolutamente. Che ne pensi? Sì. Allora, fra pochissimo. Ripartiamo dalla grafica che abbiamo promesso, Alessandro. Intanto un aggiornamento sul posticipo. Giuliano Casertana al momento è 1-1, un risultato che interessa ovviamente anche il Messina. Sì, allora la grafica era quella dei playoff, sì. la corsa verso i playoff. Abbiamo focalizzato l'attenzione sulle squadre che vanno dal terzo all'8° posto. Ecco la prima grafica, vai Giulia.
La prima grafica, e vediamo che il Monopoli è al terzo posto con 54 punti, ma ancora dovrà affrontare Avellino e Giuliano. Il Crotone al quarto posto con 51 punti, ma ancora appunto deve giocare con Foggia e Casertana. Quinto posto per il Catania, manca la partita con la Cavese e il Potenza. Sesto posto il Picerno con 47 punti e deve giocare con il Latina e il Foggia. Settimo posto Benevento con 46 punti e deve giocare col Cerignola, Trapani e Giuliano. Ottavo posto il Potenza con 46 punti e mancano Casertana, Latina e Catania. E andiamo sulla quella successiva, così anche la fotografiamo diciamo con una istantanea squadra per squadra. Eccola qua. Sì. Vediamo anche l'altra classifica sempre dei playoff e vediamo il Monopoli con 54 punti e mancano Avellino e Giuliano, Crotone 51 punti, Foggia, Casertana, 47 punti il Catania e mancano le partite con la Cavese e il Potenza, 47 punti il Picerno come appunto il Catania e mancano le partite da giocare con il Latina e il Foggia, il Benevento 46 punti e deve ancora giocare con il Cerignola, Trapani e Giuliano, 46 punti anche per il Potenza e dovrà giocare con Casertana, Latina e Catania. Io penso a Catania Latina, mi verrebbe voglia di smontare qualche cosa, perché il Catania mancano in questo momento i 3 punti che comunque con l'Avellino, tutto sommato ci può stare anche di perdere la partita, per carità, ma quei 3 punti con Latina cosa avrebbero significato in questa classifica? Lo so. Significavano tantissimo da questo punto di vista. Comunque il campionato... Ma anche il -1 della penalizzazione in questo momento tutto pesa. Fa tanto gioco. Tutto pesa, mentre invece il calendario da questo punto di vista è ottimale per il Potenza, per quello che ho visto, perché gioca 3 partite. Anche il Benevento deve giocare 3 partite. Deve giocare 3 partite, sì. Ma il Benevento confidiamo nell'allegria di quella squadra, quindi sicuramente una partita chiave è l'ultima giornata, Potenza-Catania, significherà tanto sia per noi che per il Potenza, perché si prevede un arrivo, diciamo, punto a punto nel lotto di queste squadre, soprattutto quelle che vanno dal Catania al Potenza. Diciamo che Monopoli e Crotone non mi sento di coinvolgerle pienamente in questo discorso, perché credo che conserveranno o si scambieranno al massimo le posizioni, terzo, quarto posto. Il barrage fra Catania, Picerno, Benevento e Potenza. E chiaramente il coefficiente di difficoltà di calendario più alto secondo me c'era il Catania, perché ha 2 trasferte con 2 squadre che ancora devono conquistare punti. La Cavese ipoteticamente per agganciare il 10° posto, con la quale poi tra l'altro c'è una rivalità mica da ridere, e sicuramente Chiricò ci terrà da matti a fare la partita della vita contro il Catania, e poi l'ultima giornata abbiamo detto la partita col Potenza. Carlo. Sì, in effetti un calendario difficile, bisogna vedere anche come mentalmente, come diceva il direttore Micale, mentalmente come si andrà a porre la squadra, se avrà recuperato da questi veleni di questa sconfitta, anche se, ripeto, immeritata, e la prestazione fa ben sperare ad una ripresa. Il Catania deve recuperare dei giocatori importanti, lì davanti deve recuperare Inglese, deve recuperare Dal Monte e mi permetto di dire deve recuperare pure Sturaro. Non capisco 4 partite consecutive, ieri mi aspettavo magari qualche minutaggio di Sturaro che poteva dare negli ultimi minuti una scossa anche a livello temperamentale e di personalità e di carisma. Ma in termini di brillantezza anche il miglior stoppa, quello che abbiamo visto nella prima parte della stagione, ora non ha la brillantezza di quel periodo. Dell'inizio, sì. E secondo me anche lui deve fare uno step in avanti. Per quanto riguarda Guglielmotti possiamo aggiornare, domani farà degli esami di controllo, però la sua guarigione sta procedendo velocemente, molto più velocemente rispetto a quelle che erano le previsioni di quando ha avuto l'infortunio. Quindi è realistico pensare che magari a Potenza per l'ultima di campionato magari possa fare alcuni minuti come rodaggio poi per l'inizio dei playoff. Angelo, qualcosa sui playoff?
Devo essere sincero, cioè, il Vogliamo vedere la problema è che classifica, possiamo vedere la uno classifica. bisognerebbe credere nella No, squadra. posso arrivare alla per prima delle poter due dire- schermate. la nel prima delle due frattempo. schermate. Sì. Vediamo, non mi fare parlare dei playoff. Non ti faccio parlare dei playoff. Va bene, d'accordo, allora. La prima delle due Ma schermate, stiamo eccola vedendo qua. la grafica. Che cosa ci dice questa grafica? Che insomma il Catania deve giocare 2 partite, mentre invece le altre ne dovranno giocare 3. E quindi Non è da poco. non è una cosa che si può, insomma, non è facile, non sarà assolutamente. Chiaramente arrivare quinti o arrivare ottavi fa tutta una la bella differenza del differenza. mondo. Quindi è una cosa che ha un suo peso per quello che poi è la prosecuzione con l'appendice ai playoff. Un'ultimissima considerazione prima di uscire Da questo anche perché poi avremo tempo per parlare ai playoff. Se possiamo tornare appunto con la grafica, la volata playoff, la prima, quella che abbiamo poc'anzi mostrato, per fare un ragionamento per esempio su la situazione tra Catania e Picerno. In caso di arrivo a pari punti cosa succede? Allora, Catania e Picerno hanno pareggiato all'andata e al ritorno, quindi si andrebbe a considerare la differenza a reti generale del campionato. In questo momento hanno la stessa differenza reti, 13 più 13 sia il Catania che il Picerno. E allora l'ultimo criterio che fa discrimine è il maggior numero di gol segnati in campionato, e in questo momento il Catania ne ha fatti di più rispetto al Picerno, però ecco, anche i dettagli possono poi alla fine fare la differenza, come l'altra considerazione che possiamo fare che col Benevento il Catania ha vinto all'andata e ha perso al ritorno, però il Benevento ha una migliore differenza a reti complessiva rispetto al Catania e ha realizzato molti più gol rispetto al Catania. Il Colpotenza abbiamo perso all'andata, quindi è un confronto diretto già diciamo che pende più verso la formazione lucana, quindi a maggior ragione la partita lì sarà doppiamente Un importante. analgesico a questo punto. Mi fermo. Non sarebbe male. Giulia, ma proprio due messaggi, perché volevo sentire anche i cugini. Abbiamo chiuso la rassegna stampa, forse abbiamo un giornale ancora da vedere. 2 giornali da vedere. Allora, un paio di messaggi e poi andiamo dai cugini. Buonasera a tutti, mi chiedevo, non sarebbe opportuno mandare un esorcista al Massimino di Catania? Forse così riusciremo a vincere. E poi c'è qualcuno che scrive: se non ci fossero errori quasi tutte le partite finirebbero 0-0. Catania-Avellino, una partita di Serie C con una tifoseria da Serie A. Siamo i migliori. Andrea 92. Per l'Avellino sono 6 anni di Serie C, forse quest'anno vinceranno la Serie B. Forza Catania sempre, da Marco. Domanda per lo studio: pensate che il Catania terminerà il campionato al 5° posto o raggiungerà il 4° posto? Abbiamo Quarto parlato posto mi sembra Esatto, ne abbiamo praticamente parlato. impossibile. Speriamo il quinto. Proiezione dei playoff del Catania, che credo che arriverà al massimo all'8° posto, visto che abbiamo da giocare solo 2 partite e se siamo fortunati più di 2 punti non possiamo prendere con Cavese e Potenza. Bah, mi sembra un po' troppo pessimista questo telespettatore, comunque ci sta. L'ultimo. Buonasera a tutti, stiamo facendo troppi complimenti all'Avellino e al suo allenatore. Noi quest'anno tra infortuni, rigori non dati, gol sbagliati, forse eravamo anche oltre altro che l'Avellino. Bene, grazie, ci fermiamo con te Giulia, fra poco, anzi subito, andiamo dai cugini, chiudiamo la rassegna. Abbiamo una terza grafica sulla Come parata stai playoff? dicendo, No, ok. Andiamo. Andiamo col soddisfatto quotidiano, Ciccio. Che intitola Grande iniziativa della società. Sì. Dato che le gare casalinghe contro Taranto e Turis non verranno disputate, la società sta valutando un'iniziativa speciale per premiare i propri abbonati, finalmente. Tra le ipotesi c'è la possibilità ma qual è? Tra le ipotesi c'è la possibilità di garantire l'ingresso gratuito alla prima gara dei playoff a chi ha sottoscritto l'abbonamento, Veramente? Non ci credo. dimostrando fiducia nonostante la stagione peggiore della storia del club. Un gesto che rappresenterebbe finalmente un segnale concreto di attenzione verso il Sai come si dice? Domani all'otto. Sì, ok. Meglio tardi Diciamo che subito che è una notizia che Una fake. noi ci abbiamo No, noi ci speriamo. Boss, noi ci proviamo, anche noi ci speriamo. perché due partite è una fake. Ci speriamo, È una ci speriamo. fake. poi ci mani Ci spizzate, speriamo. perché siamo proprio- Passiamo a Novella Rumila invece, abbiamo questo nuovo giornale abbiamo un che ospite è particolare. tutto incentrato su Su Carlo Breve. Carlo. Lucy Liu ha occhi a mandorla solo per Carlo Breve. La nota attrice non ha saputo resistere al fascino magnetico di Carlo Breve durante la sua esperienza in Cina. Sì, Esatto. sì. Il suo charme irresistibile, il suo iconico ciuffo e le sue brillanti idee tattiche, Soprattutto quelle. sì, l'hanno letterialmente ipnotizzata. Sì, Tant'è vero che la star cinese dichiara:
Adoro il modo in cui Carlo riesce a guardare dentro di me. Come si vede dalla foto, Si tra vede, l'altro. con quel ciuffo riesce a fare le cose che mi fanno Scusate sentire ragazzi, però, insomma Carlo, Che è successo? casa, insomma. quindi... Che è successo? no, però voglio dire, così Ma non noi la deve essere conosciamo, guai. la conosciamo. Ma La conosciamo, chi conoscete voi? Sì. Quindi mi fanno sentire donna. Mi Ma cantiglia come mai mi era successo prima. Ma sai, queste forse sono delle fantasie di Lusillo, Ah, diciamo. sono delle Sì, fantasie, sì, beh, sì, meno sì. male, dai. Breve apre una scuola calcio a Catania per i ragazzi cinesi e descrive una squadra ai campionati giovanili. Questo è vero, Sì, questo è vero. Riesco a farmi seguire nonostante non capisco nulla di quello che dico. Durante le partite ho il grossissimo vantaggio di poter cambiare 8-9 elementi a fine primo tempo, tanto su tutti gli stessi e non se ne accorge nessuno. Tanto volevo dire che anche se parlava cinese è la stessa È un cosa. vantaggio Va enorme. bene, ragazzi, ci fermiamo qui. Abbiamo la top 5. Se vuoi. No, No, ci abbiamo il tempo, la top 3 facciamo. Va bene. Forse 3. 3 è il numero perfetto, ricordatelo ragazzi. Pubblicità, fra poco torniamo di nuovo insieme. Ricominciamo dalle pagelle, ma soprattutto ripartiamo dal migliore. Giulia. Il migliore è, adesso lo andiamo a vedere insieme, è Gabriel Lunetta con voto 7. Un coltello puntato sul costato della zona destra difensiva avversaria. Si presenta subito con l'inserimento a tu per tu col portiere, a cui manca solo la conclusione. Poco dopo si conquista la corsa sotto la Nord, con un'azione di prepotenza che ne qualifica il notevole spessore atletico. La passeggiata sulla sua testa compiuta da Iannarilli, giudicata come fallo in attacco dal pessimo arbitro, ne riduce progressivamente l'indice di pericolosità. Uno su cui contare ad occhi chiusi in ottica playoff. E questo è stato il migliore. Adesso vediamo invece le pagelle Vediamo del le pagelle campetto tutte in complete. generale. Ed eccole qui. E iniziamo dall'allenatore toscano con voto 6,5. Dini voto 5,5. 6,5 per Ierardi e 6,5 anche per Di Gennaro. 6 Celli, 6,5 Raimo, 6,5 anche per De Rose, 7 per Di Tacchio, 6 per Anastasio, 5,5 per Stoppa che prende il suo posto, 5,5 anche per Jimenez, 7 voto per Lunetta, 5,5 De Paoli e 5,5 anche per Inglese che prende il suo posto. Allora, queste sono le pagelle. Mica vuol dire qualcosa sulle pagelle? Sì, io avrei fatto 2 pagelle, una per il primo tempo e una per il secondo tempo. Questa è la media. Nel senso che, sì, però questa media risente in alcuni casi di alcune cose, perché il Catania ha giocato in un modo nel primo tempo, nel secondo tempo alcuni elementi che hanno preso 7 non stavano più neanche allo stadio, ma erano già a casa da tempo, perché uno dei grandi problemi che ha il Catania in assoluto è il fatto che il rendimento dei primi minuti non è equivalente a quello degli ultimi 10 di solito. E purtroppo questo dipende da alcune partite, ma proprio nella partita di ieri il dinamismo per esempio di Anastasio è finito nel secondo tempo. La stessa cosa possiamo dire anche per qualche altro giocatore, Jimenez, che secondo me aveva iniziato benissimo, secondo me, tra l'altro dimostrando sempre quell'eleganza in campo, quel tocco di palla che in Serie C ce l'ha lui e forse qualcun altro al massimo, per poi scomparire completamente nel secondo tempo. Ed è un problema che non si verifica solamente una volta. Ma può essere anche per il valore dell'avversario, cioè che magari poi è un avversario che a lungo andare ti fa correre a vuoto e quindi quella brillantezza della prima parte inevitabilmente scolorisce. Carlo? Ieri Di Tacchio non mi è piaciuto moltissimo, mezzo voto in meno, fatto un buon primo tempo, parte quella situazione che doveva leggere prima, è calato il secondo tempo. Fatto un grande primo tempo invece De Rose ed è calato pure lui molto nel secondo tempo, poi per il resto va bene, sono tutti in linea, d'accordo con te. Ok. E adesso adesso andiamo al calendario? Sì. Sì. Vediamo il calendario, vediamo le partite che restano fino alla fine del campionato. Attenzione che non Sì? vogliamo sentire per No. essere i cugini. Abbiamo un Dobbiamo ritorno vedere in il audio calendario. dei cugini nello studio. Sì, andiamo a sentire. Il Catania gioca sabato 12 aprile alle 15 contro la Cavese e sabato 26 aprile ore 16:30 si giocherà Potenza-Catania, che poi sarà anche l'ultima Poi partita. questa squadra è anche particolarmente sfortunata, perché andare a beccare questi ultimi 3 turni, queste 3 squadre, non era così, cioè veramente complicato, perché andare a giocare a Cava dei Tirreni, che è un campo tradizionalmente ostico per il Catania,
e poi andare a giocare anche a Potenza proprio l'ultima giornata, cioè non poteva capitare di incontrare, che ne so, il Foggia piuttosto che un'altra squadra, no, invece va a incontrare proprio quelle squadre che dovranno dare fastidio, ma in ogni caso cambia poco, perché poi alla fine si arriva semplicemente ai playoff, e io nei playoff ci credo come quando credo, meglio lasciamo perdere Zero, quello che diciamo volevo zero, dire. diciamo Lasciamo zero. stare. I playoff sono una specie di terno all'otto che vale veramente poco, anche se tu arrivi secondo poi alla fine non è detto che vinci, anzi è molto facile che lo perdi il campionato, il Catania ne sa. Sì. Cavese Catania? No, su che Cavese Catania copertura dobbiamo abbiamo? dire abbiamo la copertura totale, perché partite che trasmetteremo in diretta e in chiaro. Sei pronto? E io no, perché Ah, tu no, tu non ci sei. non ci sarò. Ah, Sarò con la rappresentativa al torneo delle regioni, quindi Allora, guideremo la Sicilia. ci sarà uno pronto che però in questo momento non è qui, che è il nostro Angelo. Iniziamo bene. Angelo Patanè, con lui ci sarà anche Angelo Pandolfo che ci consentirà di avere le immagini, il ritorno chiaramente dal campo, quindi vi racconteremo questa partita. Questo cosa significa? Che cominceremo la nostra diretta alle 14 con un lunghissimo prepartita di un'ora circa, poi dalle 15 la diretta integrale, in chiaro, in esclusiva quindi sul digitale terrestre, la possibilità dunque di raccontare quest'altra trasferta del Catania con Telecolor, grazie chiaramente al nostro editore. Allora, fra poco c'è la differita, lo voglio anticipare, di Catania Avellino. Cosa andiamo a fare adesso? Il prossimo avversario, lo vediamo. Vediamo appunto insieme il prossimo avversario del Catania, che è la Cavese, con 31 partite giocate, 9 vittorie, 11 pareggi, 11 gol subiti e 32... no. Aspetta, mi sono 9 vittorie, 11 pareggi, 11 sconfitte. Ok, 11 sconfitte, 32 gol fatti e 35 invece gol subiti. Nel girone di andata Catania Cavese finisce 1-1. Il rendimento interno della squadra è 15 le partite giocate con 6 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, 16 gol fatti e 15 gol subiti. I migliori marcatori sono con 10 gol Fella, 5 Sorrentino e con 4 gol Vitale e Sannipoli. Allora, diciamo che all'andata fu una beffa, perché ci ricordiamo il gol di Fella dell'1-1 in netto fuorigioco, anche questo un pesante errore arbitrale che ha contraddistinto spesso e volentieri le partite del Catania. Da un punto di vista tecnico, Carlo, le squadre di Maiuri sono squadre che fanno molta densità e che cercano magari sugli esterni di creare la superiorità numerica con giocatori con caratteristiche specifiche. Ma soprattutto consideriamo il momento, a parte la sconfitta di ieri, erano venivano in serie utile da da tante tanti partite, risultati sì. positivi, quindi una squadra che sta bene e poi possono anche loro raggiungere l'obiettivo dei playoff, e con qualche ex che ha il dente avvelenato. Possiamo vedere la classifica generale della C per capire appunto la Cavese quanto dista diciamo dal decimo che la posto. classifica non è aggiornata, perché manca il risultato di Giuliano Casertano. Però vedete, in questo momento il decimo posto è occupato dal Giuliano, che ha 39 punti, però dobbiamo considerare il risultato ancora non definitivo. Stavano pareggiando 1-1 Giuliano Casertano, quindi ammettiamo che finisca così, il Giuliano andrebbe a 40, la Cavese sarebbe in teoria a 2 punti dal decimo posto, che significa accesso ai playoff, quindi è una partita che per la Cavese ovviamente ha un'importanza notevole. Su Chirico, Carlo, cosa pensi? Sicuramente vorrà dimostrare che, anche se ancora ovviamente che non era è giocatore da Catania, in condizione ottimale dopo il lungo ma l'aspetto stop mentale sì. Può essere importante. Dovrà esserci un Catania con lo stesso atteggiamento che ha avuto nelle ultime gare e non dovrà risentire di questa brutta sconfitta in casa per tentare di fare il risultato pieno a Cava. La squalifica di Di Tacchio, perché ieri era in questo momento il Catania ha preso ammonizione in diffida Quaini, Sturaro o Frisenna al posto di in questo Di Tacchio. momento il Catania ha tante soluzioni, cioè ora può scegliere finalmente Toscano, vedremo cosa sceglierà. Quaini, il Quaini di ieri un attimino non è entrato subito bene in partita, però il ragazzo ha dimostrato grande professionalità nell'arco delle ultime gare, a parte quella di Trapani.
aveva fatto bene. Dall'inizio tu dici Sturaro? Secondo me gioca Sturaro dall'inizio. Chissà. Vedremo. Vedremo se mi sbaglio. lo vuole. Sarà un punto veramente di partenza per un giocatore, se lo vuole recuperare, Toscano. Secondo me De in Rossi vista e Sturaro. playoff. Secondo me De Rossi e Sturaro. 2 minuti per i cugini, abbiamo da vedere qualche commento sul web, ragazzi, non di più perché abbiamo veramente 2 minuti e Facciamo mezzo. la top 3. 3. Cominciamo dal 14° posto. No, cominciamo dal terzo posto. Dalla pagina Catania FC abbiamo l'immagine del direttore Grella con Faggiano e Michele Magri ci scrive: quante volte gli avrò detto di non fumare Mattaglio? Pensi in centinaio, penso. Al secondo posto, sempre dalla pagina Catania FC, questa immagine di De Paoli e sempre Michele Marino, ormai commentatore seriale, dice tocco di palla ineccepibile. Uno stop così non si Esatto. Allora, Il primo posto, dalla pagina Casual People 2011, abbiamo questa foto di questo sostenitore con la sciarpa bianco-verde che è entrato allo stadio. Ci pare in tribuna B, e questo è davvero un bel segnale volevamo farlo vedere perché è un bel segnale di gente di accoglienza verso anche gli altri tifosi, perché anche noi, così come gli altri, devono. Scusa, no. Non è Marco proprio Menini così. scrive: è la sciarpa del tandem verde gol. Ok, perfetto. Va bene ragazzi, grazie. Abbiamo 2 messaggi? Sì, certo, più di 2. Allora, leggo questo che mi ha fatto ridere. Grazie a Corner e a Patanè, tanti matrimoni sono andati in fumo. Leggete se siete corretti e tifosi. Scherziamo sempre, forza Catania. Quindi anche questo effetto fa Questa Corner. responsabilità c'era anche Michele, allora la condivide con Patanè. Buonasera. Io ho la responsabilità di avere creato Mamma mia. Padre putativo. Con il rientro di Inglese si potrà tornare a vincere. A proposito di fortuna, probabilmente manca il sale che spargeva il mitico Massimino dietro le porte prima di ogni gara in casa. E lo Questo sai ieri messaggio lo che scrive ha Marco. sparso sale? Il figlio del patron dell'Avellino, Ecco. proprio nella porta dove si è infilato il pallone del 2-1. Quindi questo rito ha funzionato per l'Avellino. L'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio. Buonasera, il problema non è il primo turno playoff, che si affronterebbe comunque in casa e con doppio risultato a favore, ma il successivo, sempre a gara unica ma fuori casa, in cui con ogni probabilità varrebbe il contrario. Difficilissimo superarlo, scrive Giuseppe. Ma questo Tribuna. bisogna vedere il piazzamento del Catania. Esattamente. Questo dipende molto dal piazzamento del Catania. Quinto posto probabilmente sì, mentre invece se dovesse essere un altro piazzamento non parte dalla partita in casa il Catania. Allora Giulia, Sì. grazie per essere Grazie stata con a noi voi. stasera. Grazie per averci seguito. Vado dai cugini ragazzi, buonasera anche a voi. Ci vediamo lunedì prossimo. Sì. Michele, Vero. stasera è stato più sereno, non c'è stato Patanè. No, vabbè, tanto è riuscito in ogni caso nel suo intento. Gli è bastato un quarto d'ora per fare un danno. No, nessun danno. Grazie comunque ad Angelo, grazie a Carlo Breve. Grazie Angelo e buona serata a tutti. Grazie Alessandro anche a te. A voi, E buonasera. fra poco parte la differita integrale di Avellino-Catania. Catania-Avellino in realtà, con il commento di Marco Carli e di Carlo Breve. A tutti voi la buona serata, noi ci rivediamo con Corner lunedì prossimo, ma intanto sabato ricordate c'è la partita trasmessa in chiaro, in esclusiva, live, in diretta, Cavese-Catania. Prima ancora venerdì ci sarà comunque preview, ci sarà la possibilità di sapere le ultime notizie. A tutti buon proseguimento di serata, godetevi la partita, anche se il risultato certamente non fa piacere. A tutti voi a lunedì prossimo con Corner.